Ha preso il via questa mattina il Carnevale 2024 a Venezia, che sarà un viaggio affascinante sulle tracce di Marco Polo. Partenza volutamente in sordina, oggi per non creare troppe sovrapposizioni con la giornata della memoria. Tanti gli spettacoli diffusi per i bambini tra Cagli e Campielli e all'aperto in terraferma, ma sarà domani mattina la grande festa di apertura. La parola a Piero Rosa Salva, presidente di Vera, società braccio operativo del comune che organizza la Kermesse. Il Carnevale di Venezia è sempre improntato alla continuità, ma con una capacità di innovazione. Tra la continuità non potevano mancare la Festa delle Marie, che è celebre e che è stata ormai ultra decennale, da 30 anni che si porta avanti e che anche quest'anno viene celebrata. E poi una novità in certo modo, quantomeno una nuova interpretazione, sono le sfilate dei carri allegorici che erano già presenti anche nel passato nel nostro territorio, ma che sono molto allargate, saranno oltre di 11. La nebbia, presente per tutta la giornata, non ha quindi fermato la magia della festa. Domani ci sarà il corteo acqueo dalle 11 delle Remiere sul Canal Grande con la Pantegana e la festa in campo dell'Erbaria a Rialto e poi dalle 11:30 in fondamenta Canareggi il buffet offerto dalla EP di Venezia. Nel pomeriggio di oggi la Maria del Carnevale è stata celebrata allo stadio prima della partita del Venezia. La quantità certamente è utile, necessaria, ma il Carnevale è anche destinato ai nostri residenti ed è comunque indirizzato a offrire forti iniziative di grande qualità